Siamo di fronte all'urna di Don Bosco, meta di pellegrinaggi da tutte le parti del mondo. È un po' il cuore di Valdocco, ma un po' il cuore del mondo salesiano, dei figli di Don Bosco. Qui tutti gli uomini, tutte le donne vengono a cercare un padre, un maestro ed un amico. E qui trovano Don Bosco padre, maestro e amico. In questa prima parte di fronte vediamo la grandezza di questo santo, uomo che ne parlano da tutte le parti del mondo. Però è un invito anche ad entrare dentro, ad entrare nel suo cuore, ad entrare nel suo intimo, ad avere un incontro personale con lui. Una delle gioie più belle della mia vita è entrare qui e incontrare tantissimi giovani che guardano Don Bosco, che piangono, che pregano, che confidano un segreto, che toccano con la mano con il vetro, come voler proprio accarezzarlo. Ma penso che sia importante fare anche un altro tipo di esperienza. Non solo guardare Don Bosco, ma lasciarsi guardare da lui. Non solo chiedere a Don Bosco qualche cosa, qualche grazia, qualche miracolo, ma far sì che sia Don Bosco a chiederci qualcosa, a chiederci forse di dare la vita come lui ha fatto per tutti i giovani del mondo. Un luogo santo, un luogo che vi accoglie.